Il problema vero l'abbiamo con le tecnologie, nel senso con risonanze e TAC, cioè le grandi macchine che anche queste soffrono più il problema non solo dell'aumento di costi, ma soprattutto del ritrovare i cosiddette materie prime, quindi i microchip e queste cose qua. Noi speriamo che entro l'anno comunque di riuscire a portare a casa anche le grandi macchine. Il cantiere per la nuova cittadella della salute procede a pieno regime, ma risente inevitabilmente delle variabili impazzite del mercato. Per questo l'ULSS-2 riaggiorna seppur di poco i tempi di inaugurazione del polo sanitario annunciati inizialmente per settembre. Un distinguo però è d'obbligo. Se mettiamo le grandi macchine, credo a fine anno, se anticipiamo il resto, perché il resto sarà pronto, credo che a ottobre noi potremo tranquillamente inaugurare. Prezzi e materie prime che stanno sparigliando le carte sul tavolo di tutte le amministrazioni pubbliche della Marca. L'ente provincia da mesi lo sta puntualmente segnalando al governo anche accanto alle categorie economiche. Sappiamo tutti che la bolla dell'aumento dei prezzi è scoppiata nel corso di quest'anno, in parte con oggettivi rincari delle materie prime, in parte con un po' di speculazione. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta l'esempio della sua città. Castelfranco ha intercettato 5 milioni di euro, uno da 3 milioni e mezzo per il restauro della Barchessa degli Strepiti, 950 mila euro per la strada di collegamento tra la casa di riposo e il centro della città e il terzo per la riqualificazione della piazza di una frazione di Salvatronda nello specifico. Presto si fa a fare i conti anche qui, 5 milioni, se serve il 30% in più, serve 1,5 milioni per riuscire a portare a termine questa progettualità e realizzarla. 1,5 milioni che il comune non ha. Nel frattempo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 50 che all'articolo 26 prevede le modalità per compensare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici per il 2022 con una somma complessiva di 3 miliardi, una norma che già da più parti viene definita complessa e di difficile applicazione, una situazione fluttuante che non fa dormire sonni tranquilli a imprese e amministrazioni.